Bentrovati, sono Ugo Nicosia, docente di Fondazione Italiana Sommelier Bibenda. Anche oggi facciamo una passeggiata sull'Etna e andiamo a Milo, versante est, nel comune il cui Bianco DOC, l'unico comune, si può fregiare di superiore. Milo ha una condizione di territorio molto particolare. Questo perché circa 9.000 anni fa avvenne un collasso del fianco orientale del vulcano. Questo ha fatto sì che le lave sono arrivate giù quasi fino al mare, mescolandosi con quello che è il terreno organico. La grande vicinanza dal mare, la grande differenza di temperature fra la notte e il giorno ed una altissima piovosità rendono questo terroir fantastico. È qui che l'azienda agricola Juppa ha i suoi vigneti. Contrada Salice per circa 9 ettari di proprietà, di cui quasi 7 sono già abitati. Carricante, Nerello Mascalese, Catarratto e Nerello Capuccio le uve principali. L'attuale produzione dell'azienda agricola Juppa consta di circa 50.000 bottiglie in 6 etichette. Uno spumante metodo classico da Nerello Mascalese, 2 Etna bianco superiore, un rosato, un rosso e un rosso da viti a piede franco. Oggi parliamo di Lavi, Etna bianco superiore annata 2022, che è un blend di 2 uve, Carricante per il 90% e Catarratto per il 10%. Lavi si presenta di un bellissimo colore giallo paglierino molto brillante, molto luminoso. Con un po' di anni di affinamento questo colore tenderà al giallo dorato. I profumi sono particolarmente intensi e tipicamente etnei. Ci sono profumi di zagara, di ginestra, una bellissima nota vegetale con delle note agrumate. In bocca il sorso è molto equilibrato. Gioca in una maniera molto elegante fra le durezze e le morbidezze. Buona la nota alcolica, interessante quella glicerica, ma molto salato e verticale, molto ricco di acidità, così come i vini di Milo sanno essere. L'abbinamento ideale per questo vino è con le carni bianche, ma anche con il pesce, sia fritto che al forno, anche con i crudi. Come diceva Goethe, la vita è troppo breve per bere vini mediocri.